e per l'altro immenso, o quelli dei truppels che passano l'hiver di Lumiaciur e che vengono 3 o 4 mesi aici, tutti dei grossi scolos, del 15 di giugno o il 1 ottobre. Vengono in montagna. Ora di montagna che dopo l'anno, con le inverse, dove lavano per tuccionza e montavano alla fine mai. Venivano aici, c'è altri. Io do sorte di transimanza, io transimando il mio ciur che monta passare la stiu in montagna e io lo transimando aici che va a passare l'inverno in mio ciur. So che vengo qui faccio. Poi fa pochi nonni, non è più. Ho una vendere costata a Montpellier, io ho 4 giorni di marcia. La cosa che mettiamo lì grosso sono lui tre house per 4 giorni di marcia. Come c'è pure che attraversano le villas, o i villaggi. Continuava, tutto il mondo sorti già le finestre per non so che c'è. Ora qua esiste più che fa come dei camioni. Io trovo le circolazioni sulle rotte, saranno i varianti tutte scracciate, i pedazzi mai lu pastro, mai luci, tutti i pettorio. E va. Che erano dei proprietari, scopriamo dei pignos e poi scopriamo dei lavori con cappello. E allora andavano a valle, pagavano l'erba a Mufens per le pignos. E voilà. Noi luciamo. E noi non risciamo, lo paghiamo per la fottere del proprietario qua. Allora di Lumiaciur pagavano l'erba a Mufens, lo patrocci devolugliava del pelo, via per firmare 6 pignos. E noi luciamo lo pastre e lo truppel. E in più del fence per pagare l'erba noi donava 2 litri di vino per giorno. E voilà, c'è anche un po' già su un cammino.